Va ora in onda l'inviato speciale. Campionato nazionale dilettanti a cura di Renato Scanu con Ugo Bulgarelli. Interviste in diretta e commenti in vista del prossimo campionato di Serie D a carattere nazionale con protagonista il Carbonia Calcio 1939. Produzione media @Sport Italia TV Publimedia Communications in collaborazione con Radio Luna. Scanu via telefono per il commento della partita delle Cagliari, persa purtroppo malamente a Genova con la Samp. Intanto buongiorno, ben trovato Renato. Buongiorno a te caro Ugo Bulgarelli, buona giornata a tutti i nostri amici radioascoltatori. Insomma Ugo, una partita così come avevo già anticipato nei giorni scorsi, il Cagliari ormai ha centrato la salvezza, non è ancora matematica, ma comunque ormai si stanno accorciando chiaramente le giornate ancora da giocare, quindi anche il Lecce ieri è stato sconfitto, non è cambiato nulla per quanto riguarda la distanza tra la formazione terzultima in classifica, proprio i salentini, nei confronti del Cagliari, per cui a questo punto il Cagliari è salvo e quando si è salvi insomma si gioca con altri motivi, insomma altre motivazioni. La Sampdoria invece aveva necessità dei 3 punti, ha giocato una gran bella partita, i marcatori Gabbiadini e un doppio Bonazzoli siglano così la netta vittoria dei padroni di casa. Sampdoria-Cagliari termina 3-0, a Marassi vittoria schiacciante dei padroni di casa. Cagliari così finisce con una goleada per la formazione doriana. Inizia subito forte la squadra di casa che all'8° trova il vantaggio ancora con Gabbiadini, l'ex Southampton riceve la sponda di testa da Yankto e a porta vuota deposita il gol dell'1-0. Primo tempo equilibrato con il Cagliari che prova a gestire il possesso palla ma non concretizza negli ultimi 20 metri, ne approfitta così la Sampdoria che al 40° trova anche il gol del raddoppio. Bonazzoli scarica in porta, una gran conclusione dai 30 metri e la palla che si infila alla sinistra di Cragno. 8° minuto del secondo tempo, ancora Bonazzoli a siglare il gol del 3-0 dopo un'ottima ripartenza dei blu cerchiati, prodezza al volo dell'attaccante Scuola Inter. Ancora una vittoria per la Sampdoria letteralmente rivitalizzata dalla cura di Claudio Ranieri. La zona retrocessione ormai si allontana. A fine partita Ranieri dice restiamo concentrati sulla salvezza e al Ferraris così vince la Samp dell'ex tecnico del Cagliari che si ritiene soddisfatto, che a questo punto dice non bisogna mollare la presa ma siamo comunque sulla strada giusta, mentre per quanto riguarda Zenga insomma ha detto avevamo la partita in mano ma poi bravo Bonazzoli che è riuscito a sbloccarla e così insomma si è trovata un po' impreparata la mia difesa, queste le parole del tecnico del Cagliari Walter Zenga. Insomma adesso il Cagliari nella prossima partita affronterà il Sassuolo, insomma ci vuole ancora qualche punto per la matematica certezza della salvezza, ma il Cagliari sono convinto che in queste 5 partite insomma almeno 5-6 punti credo riuscirà ad ottenerli. Insomma vedremo quello che accadrà nelle prossime giornate finali di questo campionato di Serie A, un po' interlocutorio dobbiamo dire da parte della formazione cagliaritana. Ugo. Grazie Renato, se ci sono novità per quanto riguarda il Carbonia Calcio. Sì, per quanto riguarda il Carbonia Calcio sempre continuano le trattative del DS Colombino che mi diceva ieri insomma sto 24 ore su 24 sul telefono, sta cercando chiaramente di lavorare e prestissimo avremo dei nomi ufficiali per quanto riguarda i giocatori che il Carbonia sta andando a prendere, perché come abbiamo sentito anche dal mister Mariotti sarà un Carbonia nuovo di zecca, però così come lo stesso tecnico mi ha detto nell'intervista, lui punta molto a Jack De Martis che è un grande giocatore professionista che ha vestito la maglia della Torres e mi ha detto vorrei che fosse lui il leader di questa squadra composta da molti giovani, però giovani chiaramente molto interessanti, giovani che hanno già calcato i terreni di gioco del campionato nazionale dilettanti o di Lega Pro, per cui credo ci siano delle trattative in corso con diversi giovani provenienti dal Cagliari Primavera. Insomma la società si sta muovendo bene per allestire una formazione
che dovremo vedere giocare, speriamo tutti, allo Stadio Zoboli che dovrà essere chiaramente ricomposto, rimesso in ordine, perché altrimenti il Carbonia dovrà giocare le prime partite in un campo diverso, probabilmente Iglesias. Staremo a vedere comunque nelle prossime ore. Ugo, noi rimaniamo sempre in contatto per le ultime notizie per quanto riguarda il mercato del Carbonia Calcio. Appena ci saranno le ufficializzazioni, certamente non mancheremo di dare le notizie ai nostri cari amici radioascoltatori di Radio Luna. Non so se hai altre domande. Allora, non ci sono altre domande, intanto ti ringrazio molto Renato e diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori per lunedì mattina. Qui la programmazione cambia perché tu sarai nuovamente in studio e i collegamenti alle 8 finiscono con questa giornata. E quindi appuntamento. Certamente. Ti posso anche dire, Ugo, che lunedì dovremo avere certamente collegato via telefono il DS Colombino e probabilmente anche l'allenatore, il tecnico, nuovo tecnico del Carbonia Calcio, Marco Mariotti, che ha lasciato la città nella giornata di ieri per un po' di vacanze, ma mi ha assicurato ogni qualvolta lo chiamiamo al telefono sarà sempre a disposizione. Benissimo, grazie mille, buona giornata. Grazie a te Ugo Bulgarelli, grazie a tutti i nostri amici radioascoltatori. Da Renato Scanu, la linea torna alla regia. Va ora in onda l'inviato speciale. Campionato nazionale dilettanti a cura di Renato Scanu con Ugo Bulgarelli. Interviste in diretta e commenti in vista del prossimo campionato di Serie D a carattere nazionale con protagonista il Carbonia Calcio 1939. Produzione media @ Sport Italia TV Publimedia Communications in collaborazione con Radio Luna.